Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i nostri titoli. Emanuele Sceri, la Corte d'Assise condanna 2 ex caporali della Folgore per la morte del Parà avvenuta in caserma Pisa nell'agosto del 1999. Catania e Messina nella morsa del grande caldo. Sabato da bollino rosso per le 2 città siciliane dove si andrà oltre i 40 gradi. Il presidente della regione chiede ai comuni di attivare le procedure d'emergenza. Sblocco delle assunzioni alla regione, raggiunto un accordo con il governo, la Sicilia si impegna a rientrare dal disavanzo e intanto colmare i vuoti di organico. Catania, a Librino una fogna a cielo aperto. Residenti costretti a convivere con liquami maleodoranti scrivono al nostro TG per denunciare condizioni di vita da terzo mondo. E sempre a Catania anche l'emergenza microdiscariche. Il sindaco trantino, ospite a Buongiorno Sicilia, annuncia nuovi contenitori nei condomini e cambio d'orario della raccolta in attesa del termovalorizzatore. In vista del grande caldo, i catanesi propongono un rimedio rinfrescante e corroborante, il Seltz limone e sale, un rituale amatissimo anche dai turisti. Ancora una volta buonasera e ben trovati a questa edizione del TG Sicilia. Lo avete sentito, 2 ex caporali della Folgore sono stati condannati per l'omicidio del Parà Emanuele Sceri. La sentenza di primo grado arriva a 24 anni dalla morte del giovane siracusano. Sentiamo Angelo Gagliano. 26 anni di carcere per Alessandro Panella e 18 per Luigi Zabara. I 2 ex Parà della Folgore dopo 24 anni sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio volontario in concorso per la morte di Emanuele Sceri, il giovane siracusano ritrovato senza vita nella caserma Gamer nell'agosto del 1999. Entrambi sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e alla interdizione dei pubblici uffici, nonché al risarcimento dei danni. La Corte d'Assise di Pisa ha condannato anche il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni alle parti civili, fissato in 200.000 euro di provvisionale per la madre di Emanuele, Isabella Guerino, e 150.000 euro per il fratello Francesco. Mio fratello non ci sarà restituito, ma adesso c'è una verità, quello che noi abbiamo sempre voluto, sia io che i miei genitori. È il commento di Francesco Sceri dopo la lettura della sentenza. Secondo la ricostruzione fatta dall'accusa, Zabara e Panella, assieme ad un terzo commilitone, Andrea Antico, che è stato assolto nel novembre di 2 anni fa con il rito abbreviato, avrebbero obbligato Emanuele Sceri a salire sulla torre di asciugatura del paracadute dopo averlo picchiato e fatto spogliare, ma il giovane sarebbe precipitato nel tentativo di fuggire. La morte di Sceri, secondo l'accusa, si sarebbe potuta evitare se i caporali non fossero fuggiti. Da qui l'accusa di omicidio volontario. Il caso, lo ricordiamo, era stato riaperto nel 2018 dalla Procura di Pisa dopo che già la Commissione parlamentare d'inchiesta aveva concluso che Sceri non si era suicidato. Nuova morte bianca in Sicilia. Un operaio edile di 40 anni, Renzo Sciammetta, originario di Montagna Reale, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro in un cantiere di Caronia nel Messinese. Dalle prime ricostruzioni l'operaio stava montando un tetto in legno quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto giù dall'impalcatura da un'altezza di 4 metri. L'incidente è avvenuto in località Marascotto. Indagano i carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra. E adesso ancora cronaca, una tragedia ad Agira in provincia di Enna. Un neonato di 6 mesi è morto dopo essere caduto dal fasciatoio. Per il piccolo Filippo è stato vano il trasferimento in elisoccorso da Enna all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è deceduto. Si sarebbe trattato di un incidente domestico. Al Cannizzaro il bimbo sarebbe stato sottoposto anche ad un intervento chirurgico, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Intanto la Procura di Enna ha aperto un fascicolo su questa morte. E adesso invece cambiamo argomento. Temperature in salita in tutta la Sicilia. Catania e Messina sono da bollino rosso. La Protezione Civile lancia l'allerta meteo di livello 3 e la Regione chiede ai comuni di attivare i piani di emergenza. Si toccheranno anche i 40 gradi, dicono gli esperti. Eva Spampinato.
Cerbero ha avvolto l'Italia con il suo calore rovente e non ha risparmiato la Sicilia, che assiste ad un costante aumento delle temperature di giorno in giorno. Un aumento che toccherà il suo picco sabato, giornata per la quale la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo rossa per le città di Catania e Messina, con una temperatura massima percepita di 38 gradi alle 14 e di livello 2 arancione per la città di Palermo. Ma c'è da aspettarsi ancora più caldo, secondo gli esperti, e in maniera perdurante. Il fatto stesso che abbiano dato questa allerta rosso a livello 3 denota che dobbiamo aspettarci un 45 gradi. Le previsioni sono da bollino rosso anche per la zona orientale dell'isola. La zona di Siracusa è sempre 4 gradi più calda che non la zona di Catania, anche perché non beneficia dell'Etna. Probabilmente sforeremo addirittura i 50 gradi centigradi questa volta. Con il gran caldo c'è il rischio incendi e ondate di calore. La Regione chiede ai comuni di attivare i piani di emergenza. I comuni, le strutture sociosanitarie, il volontariato di protezione civile, i corpi dei vigili del fuoco e della forestale regionale e tutti gli altri soggetti competenti, evidenzia il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, attivino i piani e le procedure di emergenza, aumentino i presidi sul territorio sia per l'assistenza alla popolazione esposta alle ondate di calore, sia alla prevenzione e al contrasto degli incendi. Tutto l'Oceano Atlantico e il bacino occidentale del Mediterraneo è estremamente surriscaldato e noi ne stiamo risentendo anche in termini di umidità. Queste le previsioni per questo fine settimana, ma il trend è in aumento e sarà un caldo costante per tutta la prossima? Sarà di nuovo una lunga estate torrida come quella del 2021, come quella di 2 anni fa. Quindi sino ad ora è stato solo un assaggio d'estate? Sì, anzi è pure iniziato relativamente tardi. Il notevole aumento delle temperature previsto in Sicilia, conclude il capo della Protezione Civile Salvo Cocina, espone i soggetti più fragili, bambini e anziani, a rischi per la salute. Il consiglio è sempre quello di non uscire di casa durante le ore più calde del giorno ed evitare la disidratazione. Un nuovo accordo tra Stato e Regione siciliana è stato raggiunto dal presidente Schifani e dal ministro Giorgetti. La Sicilia rinuncia a parte dei soldi provenienti dalle accise che Roma doveva trasferire annualmente per la sanità e in cambio ottiene lo sblocco delle assunzioni. Sentiamo Manlio Viola. La Regione siciliana potrà tornare ad assumere personale. Dopo anni durante i quali il Ministero dell'Economia aveva imposto lo stop alle assunzioni a causa dei debiti maturati dalla Sicilia, un nuovo accordo fra il ministro Giorgetti e il presidente Schifani permette di togliere quel blocco. La Sicilia potrà dunque adesso assumere i vincitori dei concorsi già banditi per sostituire il personale che va in pensione e procedere a bandire nuovi concorsi. La carenza di organico per pensionamento sarebbe di poco meno di 4.000 unità, ma in base ai conteggi sul cosiddetto turnover depotenziato, le assunzioni potrebbero arrivare anche a 1.900 nuovi dipendenti. Fino ad ora però i dati parlano soltanto di 137 idonei in attesa che vengano emanate le delibere attuative. L'accordo fra Palermo e Roma è di tipo economico. La Sicilia si impegna gradualmente ad aumentare i risparmi già dal 2023 fino ad arrivare a risparmiare 500 milioni nel 2025 e 600 nel 2026 e così a diminuire i propri debiti fino ad azzerarli in 10 anni. Al tempo stesso lo Stato potrà risparmiare riducendo da 1 miliardo a 600 milioni di euro i fondi che trasferisce alla Sicilia per la sanità prelevati dalle accise e le tasse sui carburanti. Trovato questo accordo per riequilibrare la spesa, il Ministero toglie dunque il suo divieto di assunzioni. La Sicilia potrà assumere solo con fondi propri però, quindi non avrà contributi romani sulla spesa per il personale. Un accordo che permette allo Stato di recuperare fondi dalla Sicilia che servono invece a Roma. A Palermo costerà caro tornare ad assumere quindi, ma era un'esigenza ormai inderogabile viste le carenze di personale e soprattutto di nuovi profili e competenze necessarie alla pubblica amministrazione. E adesso ci trasferiamo a Catania, liquami a cielo aperto a Librino. I residenti esasperati attraverso il nostro telegiornale chiedono l'intervento del comune. Li ha incontrati per noi Tonino De Mana. Una fogna a cielo aperto con un'enorme pozzanghera che impedisce il passaggio pedonale a meno che non si utilizzino stivali o altri mezzi per superare l'ostacolo. Tempi duri per i residenti di Viale Moncada 17 a Catania, costretti a convivere da mesi con liquami che ammorbano l'aria ed offendono la dignità di chi abita da queste parti. Una situazione da terzo mondo con rischi di carattere igienico-sanitario acuiti dal caldo e dall'impressionante numero di insetti. Acque nere, così come l'umore. È una discarica.
abbiamo blatte, abbiamo topi, abbiamo zanzare. Signora, la mascherina ormai non si usa più per il Covid. No, per la fogna propria, per questa discarica che proprio che c'è. Poi io vedo che c'è molta spazzatura, ma non solamente qua al Viale Mongata, è tutto il Librino. Anziani e bambini barricati in casa, chi esce lo fa per necessità e naturalmente ricorre all'auto. Non è dignitoso stare così, giustamente passiamo, è una puzza proprio tremenda. Non si può stare più così, non si può vivere. Abbiamo la fognatura più di mesi qua. Da anni si chiedono interventi risolutivi, ma rimpalli di competenze tra enti rendono impossibile ogni tipo di lavoro, urgente e non. Ma si rimballano le cose l'uno con l'altro, chi le ACP, chi il comune di Catania. Purtroppo la situazione fra un rimballo e un altro, la situazione è questa. Sul banco degli imputati il comune che non va oltre a qualche sopralluogo o nella migliore delle ipotesi ad interventi per l'espurgo dei pozzetti che ovviamente rimandano soltanto il problema. Faccio un appello alla nuova amministrazione se ci può aiutare perché siamo veramente in una situazione di stallo. Rischiamo veramente la salute dei nostri figli e dei nostri genitori. E sono decine le segnalazioni al nostro numero di WhatsApp 342 7455 005 che abbiamo messo a disposizione delle vostre esigenze che poi sono dell'intera collettività. Come avete visto anche in questo servizio, Catania è alle prese con un'altra emergenza mai risolta, quella dei rifiuti. Questa mattina il sindaco di Catania, Enrico Trantino, è stato ospite di Buongiorno Sicilia e ha parlato proprio di come risolvere questo importante problema. Sentiamo Giusy Lazzara. Questione spazzatura mai risolta a Catania. A Buongiorno Sicilia il sindaco Enrico Trantino dà la sua versione e traccia la strategia dell'amministrazione per un cambio di passo. Si parte dalle discariche che nascono nel giro di una notte sporcando ogni angolo della città. Noi dobbiamo considerare che questo come uno degli epifenomeni che in qualche modo dissuade anche da uno dei rimedi che viene sempre immaginato, cioè dire le telecamere. Le telecamere possono funzionare laddove le discariche sono composte da rifiuti che vengono portati con le auto, ma se non vengono portati con le auto, in qual caso potremmo noi attraverso la targa risalire al soggetto incivile di turno, ma vengono portati a piedi, è impossibile individuare chi sia autore. E in ogni caso, una volta accertata la presenza della telecamera, spostano di qualche metro la discarica. Certo è che noi abbiamo numerosi esempi di discariche bonificate e dopo un'ora ricostituite. Altro nodo riguarda il servizio di raccolta e l'intervento del comune, che il sindaco Trantino sintetizza così. Per quanto riguarda il sistema di raccolta, là dobbiamo essere più bravi noi come comune. Per quanto riguarda il tema delle discariche abusive e quindi della idiosincrasia dei catanesi alla differenziata, là dobbiamo trovare un accordo civico, quel che ho sempre chiamato un nuovo patto sociale con la cittadinanza. Ci potrebbero essere novità per quanto riguarda i tempi e i modi per conferire i rifiuti. Ho chiesto di parlare con gli amministratori di condominio, in questo caso con le associazioni degli amministratori di condominio, per verificare la possibilità, laddove vi siano gli spazi, di mettere dei carrellati all'interno degli androni condominiali e non lasciarli in strada. Nello stesso tempo vedere di modificare gli orari di raccolta. Si pensa anche agli inceneritori. Rivolgendoci a Messina, Siracusa, Ragusa per esempio e Catania, là potremmo avere quel quantitativo minimo che soddisfi la realizzazione del termovalorizzatore o termoinceneritore o inceneritore, per produrre energia come lo vogliamo chiamare. E io vi ricordo la nostra rubrica Ditelo al vostro TG, perché TG Sicilia e Sicilia 24 vogliono essere ancora più vicini agli ascoltatori, quindi vi invitiamo a segnalarci le cose che notate, belle o brutte, che secondo voi meritano denunce oppure applausi di cui nessuno parla. Scriveteci al 342 745 5005, ci occuperemo delle vostre segnalazioni. H24, ditelo al vostro TG. E adesso invece cambiamo argomento, perché emergono trame oscure tessute da Cosa Nostra palermitana, sempre più intrecciata con la società civile delle ultime operazioni antimafia di polizia e carabinieri. Una criminalità in giacca e cravatta sempre più difficile da riconoscere. Sentiamo il servizio di Manlio Viola.
Oltre un terzo delle confische per mafia disposte in Italia avvengono in Sicilia. Il dato emerge dal rapporto Sud, ma questi sequestri, seguiti appunto da confische, non sembrano bastare ad arginare l'infiltrazione mafiosa. Una mafia che cambia volto ed è sempre più subdola: da un lato torna al passato, dall'altro si modernizza, infiltra la società civile, forma, affianca e ingloba professionisti e uomini politici, chiede consenso al territorio attraverso la soluzione delle controversie da parte degli antichi padrini, ma anche presentando i propri candidati alle elezioni. Consolida il consenso e controlla il territorio con l'imposizione del pizzo. Sono dati che emergono dalle operazioni antimafia condotte da polizia e carabinieri negli ultimi giorni nel Palermitano. Resta l'antica divisione mandamenti della città, ma i soldi si sono trasferiti a Resuttana, dove la polizia ha incriminato il famoso notaio, il commercialista di grido, il noto ristoratore e l'imprenditore di successo che sedevano ai tavoli della Palermo Bene. Ma poco distante il mandamento confinante, quello di Tommaso Natale, che annovera anche il popolare quartiere dello Zen, così come il quartiere dei benestanti vacanzieri, ovvero Mondello, torna in mano agli antichi padrini, che dirimono contese ma si guardano intorno, cercano telecamere e microspie, stanno attenti a non farsi scoprire, anche se poi i carabinieri li hanno scoperti lo stesso. Due operazioni che, messe insieme agli arresti sotto elezioni di candidati avvicinati dai boss, disegnano un quadro a tinte fosche che spiega come politica, mondo delle professioni ed economia siano ormai in mano ad una mafia silente e difficile da riconoscere. Durante i mesi estivi si torna a parlare di una piaga della nostra società, cioè quella dell'abbandono degli animali. Storie tristi di amici a quattro zampe lasciati al loro destino e dei quali si occupano fortunatamente generose associazioni di volontari. L'ANAS ha lanciato anche la campagna Amami e basta. Sentiamo Orazio Longo. Poldo è stato trovato per strada, avrà avuto neanche 2 mesi, adesso ne ha 8 e a parte una breve parentesi di adozione è tornato indietro e sta vivendo nel box. Loro invece sono nati qui nel box, erano 7, da mamma abbandonata e messa incinta. Abbandonati, a volte maltrattati, se non addirittura seviziati prima di essere lasciati a bordo strada, legati sotto il sole senza acqua né cibo. È la storia di Portos e di altri 100, 1000 come lui. Amici a quattro zampe che improvvisamente diventano solo un impiccio di cui sbarazzarsi senza troppi complimenti. Senza pensare che non si tratta di peluche, bensì di esseri viventi in carne e ossa. A lanciare l'allarme l'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali. Io mi auguro sempre che possano esserci delle persone che imparino l'arte della denuncia. Ecco, denunciare. È consigliabile, se troviamo un cane, prenderlo e portarcelo a casa? No, mai, bisogna sempre avvertire le autorità, che non siamo neanche noi associazioni, sempre tutto viene fatto attraverso la polizia municipale. A muoversi nel segno della difesa degli animali anche l'ANAS, con la campagna Amami e basta, che invita ogni persona che incontri un animale randagio o vagante, che rappresenti un pericolo per la circolazione stradale e autostradale, a informare le forze dell'ordine al numero unico di emergenza 112. È possibile pure segnalare la presenza dell'animale al numero verde pronto ANAS. Si ricorda che l'abbandono degli animali, oltre alla possibilità di rendersi responsabili anche di omicidio colposo, è punito dal codice penale, articolo 727, con l'arresto fino a 1 anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro per chiunque abbandona un animale domestico. Lo avete sentito durante questa edizione del nostro giornale, in arrivo il grande caldo in Sicilia e contro proprio questo caldo asfissiante a Catania c'è un rimedio che solleva il palato ma anche la pressione. Si tratta del seltz, limone e sale, un rituale tipico catanese ma che è amato dai turisti di tutto il mondo. Eva Spampinato. Possiamo chiederle cosa beve? Un seltz, limone e sale. In queste giornate calde è l'ideale. Tonnellate di limoni, una tenaglia e il lavoro di polso. Ecco come nasce la bevanda più richiesta della stagione, ideale per dissetare, rinfrescare e sollevare la pressione che le temperature roventi buttano giù. È il nostro integratore salino sostanzialmente, no? Perché appunto viene fatto con il limone che c'è vitamina C e poi mettiamo appunto il pizzico di sale per reintegrare appunto questi sali minerali e alzarsi la pressione, dato che con il caldo si abbassa. Questo limone è una bevanda economica, biologica, che ci invidia in tutto il mondo. Luogo cult dove il seltz, limone e sale viene preparato e venduto è il chiosco, rivendita di bevande tipica della città di Catania che discende dagli antichi acquafrescai borbonici del Regno di Napoli. Questa è una bibita unica, solo qua si trova. Io sono di Milano e guardi,
Sono già venuto 2 volte, sono arrivato ieri, sono tornato stamattina per gustarmi questa dissetante, poi con il sale equilibrata. I'm from Romania. Do you know Seltz limone e sale? No. Il drink made in Sicily è apprezzato anche da queste turiste romene che ci raccontano di non avere una bevanda simile nel loro paese, dove i bar offrono soprattutto bevande a base di vodka. Non c'è un orario per consumare un Seltz limone e sale. C'è chi lo prende già alle 8 del mattino, come chi lo prende per digerire dopo pranzo, dopo cena. È vero che ogni chiosco ha la sua formula magica? Certo, c'è chi lo mette, per esempio, io per esempio metto il sale prima di mettere il Seltz. Nella top 5 delle bevande dissetanti dell'estate il Seltz è al primo posto, seguono Un misto amaro, un tamarindo. Il mandarino verde e il completo, che è una bibita comunque sia anche antica, che è orzata, limone e anice. il rituale siciliano per combattere l'afa è servito. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco per parlare di sport e soprattutto di calcio. A tra poco. Seconda parte del TG Sicilia, adesso parliamo di calcio, di mercato, perché il Catania ha ufficializzato la conferma per la prossima stagione di Marco Palermo. Il centrocampista indosserà la maglia rossa-azzurra per la seconda stagione consecutiva. Nell'annata appena conclusa Palermo ha sommato 31 presenze, realizzando 8 reti e sommando 5 assist. E adesso invece parliamo della tappa etnea di Serie A del beach soccer. Nella prima partita subito un successo per il Catania Beach Soccer, sconfitta invece per il Catania SSD, e sabato ci sarà il derby. Marco Carli. Gol spettacolari e una bella cornice di pubblico a Catania per la Serie A di Beach Soccer con la terza giornata di campionato. Le due squadre catanesi arriveranno al derby di sabato alle 18:30 con sensazioni contrastanti. Il Catania Beach Soccer ha ottenuto subito un successo 3-1 contro il Città di Milano, squadra di valore che nel primo turno aveva fatto tremare il Pisa, campione d'Italia. Esordio negativo invece per il Catania SSD, che dopo i 4 punti conquistati nella prima tappa e l'avvio molto incoraggiante del campionato in casa ha subito un netto 6-1 dall'Alza Napoli. Tornando al successo del Catania Beach Soccer, la rovesciata di Percia Montani ha aperto le marcature con Milano. Siamo in avvio di secondo tempo e la partita si sblocca. Tocca poi al portiere goleador Padilla, che si conferma grande stoccatore. Il gol all'incrocio dei pali indirizza ulteriormente l'incontro. Il Città di Milano accorcia con Savarese, ma non può nulla dopo la rete di Catarino che chiude il match nel finale. La partita del Catania SSD incomincia con la rete di Eudin, che risponde al gol d'apertura di Bochigna. L'ennesima soddisfazione personale del campionato del brasiliano. Per il momentaneo pareggio catanese resta l'unica per gli etnei, con Napoli che poi si stacca già nella prima frazione e chiude in crescendo. Intanto le partite proseguono alla Playa di Catania, con protagoniste anche le donne. Nella Coppa Italia femminile si proseguirà fino a sabato con appunto il derby etneo che riempirà l'arena. Non ci sono altre notizie, il TG Sicilia termina qui, grazie per averci seguito, vi ricordo che l'informazione ritorna domani alle 13:30, una buona serata.